Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Quest'oggi siamo di nuovo insieme su chess.com per giocare contro un software, uno dei tanti, della piattaforma scacchistica più frequentata al mondo. Si tratta di Christian Pulisic, quindi un software dedicato al giocatore professionista di calcio Christian Pulisic, attualmente giocatore del Milan, e qualcuno potrebbe chiedersi come mai chess.com, magnate degli scacchi, voglia dedicare un software, un simulatore di gioco a Christian Pulisic, semplicemente perché Pulisic, così come Magnus Carlsen, hanno in comune lo stesso sponsor, ossia la Puma. Vediamo un po' come gioca questo nostro avversario. E 4 prime, C5, e adesso decido di giocare in modo semplice. In fondo da parte il mio avversario comunque sia un giocatore alle prime armi. E c'è stato un periodo, o meglio una settimana, di tanti post dedicati diciamo, al parallelismo che potrebbe esserci tra scacchi e calcio, e appunto Carlsen e Pulisic sono stati i protagonisti. Dopo la mia C3, che vuole facilmente conquistare il centro, quindi siamo nel pieno dell'apertura Alapin, dell'apertura siciliana, il mio avversario ha deciso di rispondere con una immediata D5, quindi cercare di giocare la linea principale, ossia quella di dare fastidio lì al centro della scacchiera. La cattura del bianco è dovuta e donna per D5 siamo nuovamente nella posizione principale. Come vedete, la donna del nero si trova lì al centro della scacchiera in una posizione abbastanza comoda e non può essere scacciata attraverso questa mossa di cavallo, che sarebbe il modo più naturale per mandarla via. Adesso D4, cercando di essere coerente con la prima mossa, quindi con quella spinta in C3 che avevo giocato qualche minuto fa, qualche istante fa, e il bianco direi che si assicura il controllo del centro. Il nero gioca cavallo F6 e questa mossa mi sorprende, considerando che la forza di gioco del mio avversario è su 1500 punti, e questa è una mossa chiaramente precisa perché vuole che dopo cavallo F3, che è la mossa che gioco io, da nero avere la possibilità di sviluppare l'alfiere in C4. Il nero ha deciso di continuare con G6, quindi questa spinta di pedone che prepara il fianchetto. Chiaramente alfiere G4 poteva essere una possibilità e, se non erro, vado a memoria, anche una delle scelte principali. La spinta in G6 vuole da parte sua giocare il fianchetto, poi probabilmente il nero cosa vuole fare? Magari giocare in modo solido, cercando di arroccare corto, e questo è qualcosa che chiaramente sembra molto facile da raggiungere. La mia idea, o meglio, quello che so, è che quando il bianco nell'Alapin, quando affronta l'Alapin, vuole spingere in C4 per dar noia alla donna avversaria, in questo caso comunque quando il bianco riesce a spingere in C4 solitamente ha un gioco più comodo. E allora gioco alfiere E2 perché successivamente voglio fare C4. Se io avessi giocato C4 subito, quella mossa che non mi piaceva era lo scacco. Chiusa parentesi, il mio avversario Pulisic decide di giocare dunque pedone C4. Vado per la mia strada, mi hanno sempre consigliato prima di attaccare, prima di aprire il centro, metti pure il re al sicuro. Non la pensa così lui, che gioca B5, quindi B5 è una mossa che ritarda il proprio arrocco. Solitamente, ricordate questo consiglio, se un giocatore gioca G6, alla successiva giocherà alfiere G7, alla mossa seguente cercherà di giocare a rocco. Queste sono le mosse, le sequenze di mosse tipiche e principali che si giocano durante l'apertura e il medio gioco. Quindi se giocate G6 e poi iniziate a spingere pedoni dall'altro lato della scacchiera, o comunque in generale cercate di spingere pedoni, vuol dire che non state giocando bene. La spinta in B5, per quanto da una parte possa essere solida perché sostiene il pedone C4, vi dico che dall'altra non mi piace tantissimo, semplicemente perché vedo che questa torre lì all'angolo nella posizione iniziale potrebbe essere motivo di attacco per il mio alfiere. Tra l'altro, per puntare a questa torre si passa da una donna che si trova sulla stessa diagonale, e quindi la mia mossa cavallo E5 vuole preparare alfiere F3. Ok, alfiere B7 da parte sua, alfiere F3 sulla scacchiera, e adesso, per non perdere materiale, perché non può spostare la donna indietro, altrimenti l'avrei immediatamente catturata con il cavallo, è costretto a giocare a cavallo E4. E fino a qui vi dico che comunque era una posizione
che avevo preso in considerazione. Vediamo un po' che cosa è accaduto. Io dico che il bianco sta meglio. Il bianco sta meglio, sono riuscito a portare un fortissimo cavallo che ha appena superato la metà campo, quindi la metà scacchiera, e lì il povero Pulisic dovrà riconoscere di avere meno spazio. Quest'alfiere è parecchio forte, tra l'altro lungo questa diagonale incontro un cavallo che non è difeso, quindi se io giocassi una mossa naturale come torre 1 sto minacciando l'immediata cattura con vantaggio materiale. F5 è costretto a difendere quel cavallo, posso insistere sull'inchiodatura? La risposta è sì, perché giocando cavallo D2 guadagnerò materiale. E allora si insiste giocando e sfruttando l'inchiodatura di questo cavallo nero qui al centro della scacchiera. La partita prosegue, a questo punto devo decidere con quale pezzo catturare al centro e riconosco che la cattura con l'alfiere potrebbe essere un po' più fastidiosa per lui. Dopo la ripresa di pedone riprendo il cavallo che guadagna un tempo contro la sua donna e chiaramente lo obbliga al cambio, questo è quello che pensavo. Dopo la ripresa facciamo una fotografia della posizione e cerchiamo di capire che cosa si è verificato. Chi tra i due giocatori ha più spazio? E la risposta è sicuramente il bianco. Come dicevo prima, è l'unico ad aver superato la metà scacchiera. Chi tra i due giocatori sta meglio? E la risposta è il bianco, sia perché ha un pedone in più, quindi vantaggio materiale, ma anche perché la sicurezza dei due re è chiaramente totalmente diversa. Il bianco è riuscito ad arroccare corto, quel re al centro potrebbe essere motivo di attacco. Infatti in questa posizione quello che io cerco di pensare, di analizzare è come potrei attaccare e dar fastidio a un re che si trova al centro della scacchiera. E allora mi accorgo che il cavallo comunque sia controlla delle case vicine al re avversario. E allora se giocassi Don F3, che è la mossa della partita, la mia idea è immediata. Voglio entrare in F7. Cavallo F6 impedisce questo, impedisce questa possibilità. E è anche vero che il cavallo, tra virgolette, è inchiodato. Se il cavallo si sposta, io entro in F7 dando scacco. E allora in questa posizione potrei decidere, avere tante possibilità. La prima, cercare di giocare per l'iniziativa, quindi potrei sviluppare l'alfiere, sacrifico la torre, poi calcolare che cosa accade entrando in F7. Probabilmente è una posizione incerta, una posizione poco chiara. L'altra possibilità, sposto la torre. Di fatto ho un pedone di vantaggio, un po' di iniziativa e so che le varie semplificazioni possono darmi qualcosa. Donna D5 da parte sua, diciamo che crea il solito bivio. Un giocatore che ha un vantaggio materiale può decidere di condurre la partita in due modi. Il primo, cerco di giocare per scambiare tutto e poi alla fine resterò col mio pedone in più. Il secondo è cercare di giocare per il matto. Visto che in tanti stanno sperando oppure immaginando che debba giocare per il matto, allora mantengo i pezzi dentro la scacchiera. Donna G3. Chiaramente l'ultimo pezzo che voglio sviluppare, l'ultimo pezzo che mi resta, il protagonista, ancora vuole il suo ruolo all'interno della scacchiera, è quest'alfiere che lo posiziono lì in G5. La partita continua, donna H4, piccola coordinazione, fiere donna che insistono sulla stessa diagonale e creano quello che si chiama batteria. Ok, la freccia è venuta un po' storta, però l'idea era questa. Come continuare il gioco? Quando giochiamo contro un alfiere che si trova in fianchetto contro un alfiere che è l'unico difensore del re avversario, cambiarlo è sempre una buona idea. Però non ho alcuna fretta di farlo, quindi miglioro la mia posizione. Le due torri, se prima ognuna andava un po' per conto suo, adesso queste due torri insistono sulla stessa colonna, quindi si trovano sicuramente molto bene. Continuiamo. Fiera H6. Adesso sì, è il momento di cambiare e rimuovere il difensore semplicemente perché tutti i miei pezzi hanno un ruolo. Vediamo un po' come poter proseguire, perché questa coordinazione è forte e lo sarà ancora di più se punterà immediatamente il pedone in E7. Sei alla ricerca di una scacchiera in legno professionale? Vienici a trovare su mattoscacco.com, scoprirai le nostre scacchiere artigianali da torneo. Giochiamo H3, mossa
elastica. Voglio evitare i temi futuri di matto del corridoio, quindi creando possibili vie di fuga, e dall'altra parte voglio cercare di giocare in modo semplice, quindi ridurre le idee del mio avversario. Continuiamo, direi che è il momento di semplificare un po'. Tolgo l'alfiere, re deve catturare, cavallo G4, è una mossa forte perché da una parte torno una mossa indietro, ok. Allora, cavallo G4 era forte, quindi immaginiamo che il pedone del nero fosse ancora qui, si trovi ancora lì. Da una parte voglio entrare qui e dall'altra voglio coordinare i tre pezzi su 7. Dicevo prima, tutte le semplificazioni sono qualcosa di utile e allora, prima di continuare queste semplificazioni, cerco di insistere creando difficoltà al mio avversario. Donna di 8 per lui. Ok, che cosa accade su torre per E6? Su torre per E6, secondo il mio calcolo, non accade nulla e Christian Pulisic perderà un altro pedone. H5 giocata, direi che questo è il momento di semplificare tutto, perché se prima avevo un pedone in più, adesso i miei pedoni sono diventati 2 e quindi in questa posizione chiaramente si entra in un finale con un vantaggio netto. Qual è il modo più facile per vincere questa posizione? Diciamo che il pedone D è libero. Se avete due pedoni in più, ricordate, quando avete due pedoni in più, se creerete due pedoni liberi, sarà tutto molto più facile. E allora, senza fretta, cerco di creare un secondo pedone libero. E qualcuno dirà: che cosa serve G3? Perché hai giocato G3? Semplicemente per avvicinare il re e portare anche lui in gioco protagonista verso la creazione del secondo pedone libero. L'unico tentativo che poteva fare era aggredire questa struttura, però questi due pedoni si difendono tra loro e adesso a questo punto si passa dall'altro lato. H4, attacco G5, lui mi dovrà catturare, riprendo e come vedete qui la posizione è abbastanza in automatico, direi che vado abbastanza veloce per concludere questa partita. Controgioco, sì, cerca di andare verso quel pedone, io promuovo il mio, lui cattura e vediamo chi arriva prima. Tutte mosse di premuovo e alla fine chi arriva prima è stato il bianco, quindi ho calcolato bene. Ok, adesso devo impedire la promozione oppure creare un secondo pedone libero. Chissà, magari faccio entrambe le cose. Tanto questo scacco non può che essere interessante perché lo obbligo a mettersi davanti uno dei due pedoni. A questo punto direi che donna B3 elimina uno dei due pedoni, lo eliminerà con scacco e a questo punto non resta altro che pensare alla promozione del secondo pedone. Quindi semplifico, eccolo qui, vediamo in quanti secondi riuscirò a batterlo. Quindi faccio soltanto mosse di premuovo. Questa catturo, torno indietro, avanza il pedone H, tipica posizione dove le due donne semplicemente devono evitare il tema di stallo, ma finché si mantengono una su una traversa e una sull'altra, alla fine si riesce a vincere. Bene, ottimo, battuto anche Christian Pulisic, giocatore del Milan, nuovo software di chess.com. Video interessante soprattutto per quanto riguarda questi concetti dell'Alapin, vi consiglio di rivedere soprattutto la parte iniziale e appuntamento è la prossima. Ciao a tutti!